Presso l'impianto sportivo La Pinetina di Agrigento sono state premiate le scuole e le società del territorio agrigentino con il riconoscimento ufficiale di Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2019 e 2020. A consegnare le targhe il classico ed elegante medaglione, che farà sicuramente bella mostra nella sede sociale delle rispettive scuole calcio elite, il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Stefano Valenti, che nel complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto ha invitato le società a continuare con la passione e l'impegno di sempre nell'ambito giovanile. Le società agrigentine premiate sono state il Santa Sofia Licata, l'Atena di Agrigento e il Città di Ribera. Sono intervenuti anche il delegato provinciale di Agrigento Angelo Caramanno e il responsabile provinciale dell'attività di base Ignazio Valenti. Nei prossimi giorni continueranno le premiazioni delle scuole calcio elite delle altre province siciliane. Adesso la cerimonia di consegna degli attestati con l'intervento del coordinatore regionale del settore giovanile scolastico Stefano Valenti e il delegato provinciale di Agrigento Angelo Caramanno. Siamo oggi qua riuniti per fare un atto formale, cioè quello della consegna delle targhe dei medaglioni alle società, alle scuole di calcio elite riconosciute della nostra provincia, che ricordo, al di là del nome che molte società si identificano come scuole di calcio, le uniche scuole di calcio d'elite riconosciute dalla federazione sono queste che oggi andiamo a premiare per la stagione sportiva. Questa è per la stagione sportiva 2019-20 e che sono già riproposte per la stagione sportiva 2021 e sono la società Santa Sofia di Cata, la società Città di Ribera, la società Atena di Agrigento. Con molta soddisfazione devo dire che questo numero è aumentato rispetto alla stagione passata, come speriamo che possa aumentare anche per la stagione futura. È un riconoscimento importante perché la federazione considera le scuole di calcio d'elite il fiore all'occhiello di tutta la nostra attività. Infatti sulle scuole di calcio riconosciute d'elite c'è molta attenzione anche dal punto di vista anche dei centri federali, che adesso prenderanno il nome di Astri, e quindi saranno dei punti di riferimento in futuro per quanto riguarda anche l'aggiornamento delle società, l'aggiornamento dei tecnici, e per questo motivo che diamo grande importanza a queste società. Soprattutto li ringraziamo per gli sforzi economici ed impegno che anche quest'anno, pur con un'attività diciamo ridottissima per l'evento, per questa pandemia che tutti conosciamo, ma sono le uniche società che hanno perfezionato l'iscrizione ai campionati, l'iscrizione con i loro tesseramenti. Devo dire che sono state veramente, hanno perfezionato i requisiti loro richiesti per appunto il riconoscimento della scuola calcio d'elite. Hanno un compito importante perché questa targa e questo medaglione che noi andiamo a dare a loro è un bel riconoscimento, ma anche una grossa responsabilità, perché è vero che sono i nostri punti di riferimento, ma è anche vero che loro devono dare l'esempio alle altre società, devono essere di traino per le altre società riconosciute, centri calcistici di base, quindi per noi sono dei punti di riferimento validi e che devono sicuramente trascinare anche le altre società in questo nostro cammino, dove un cammino che vogliamo dare è un cammino di professionalità e di competenza.